insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Maurizio Torresan, che è il presidente di FIAIP Veneto. FIAIP è l'acronimo di Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, associazione che recentemente ha tenuto un simposio, un convegno a Castelbrando con un tema provocatorio, vale a dire non siamo ausiliari del commercio, siamo professionisti. Partiamo da qua. Qual è oggi il ruolo e la competenza dell'agente immobiliare? Beh, questo è stato un evento voluto proprio dagli agenti immobiliari del Veneto, perché la nostra attività, il nostro ruolo ormai non è più soltanto quello di essere dei semplici agenti che mettono in contatto le parti. Oggi abbiamo bisogno di avere competenza e conoscenza del mercato importante e una formazione continua. Anche perché la legge vi ha assegnato nuove responsabilità. Assolutamente, oggi noi siamo chiamati a verificare la proprietà, a verificare lo stato urbanistico dell'immobile, a verificare lo stato giuridico ipotecario di un immobile, a verificare lo stato degli impianti, a verificare tutta una serie di cose che ci rendono responsabili in questo, e quindi abbiamo voluto trasmettere con questo evento anche alla politica che non possiamo più essere considerati semplicemente degli ausiliari di commercio, ma dei professionisti, e come tali abbiamo potuto esprimere così le nostre richieste, che sono state recepite poi da chi era presente a quell'evento e possono essere state portate così alla politica. Cosa vuol dire, traducendo, essere ausiliari del commercio? Perché è riduttivo secondo voi? Ma perché noi crediamo che non è soltanto proprio più la figura che mettiamo in contatto le parti per la conclusione di un affare, ma il nostro ruolo è diventato proprio un lavoro professionale. Abbiamo delle grandi responsabilità che ci vengono attribuite, quindi a volte abbiamo bisogno di essere proprio ascoltati dalla politica per essere aiutati per il bene del cliente finale, dell'utente finale. Noi siamo chiamati a tutelare le parti, venditore, acquirente, locatore, conduttore, e per questo svolgiamo un lavoro importante, un lavoro proprio anche sociale, e abbiamo bisogno di essere ascoltati e essere aiutati in questo. In questo forse l'istituzione di un albo potrebbe essere importante. Lei ha toccato un argomento per me fondamentale. Sì, purtroppo un albo non ci può essere, che so io, perché non c'è una scuola dell'agente immobiliare, ma per esempio FIAIP, a quale appartengo, fa una grandissima formazione. Questa formazione permette all'agente immobiliare di essere una figura finita e professionale, in modo che possa dare al massimo a 360 gradi la sua consulenza, la sua competenza all'utenza finale. Si pensi che quest'anno, mi sembra, nel Veneto, tra le 7 province, sono stati fatti circa 170-180 corsi di formazione ai nostri associati. Ovvio che se ci fosse un ruolo, questa formazione diventerebbe in un certo senso obbligatoria per avere dei crediti formativi, a quale FIAIP sta puntando in questo, proprio perché sappiamo che la formazione è necessaria per la tutela del cliente. Quindi se uno non partecipasse ai corsi formativi, non aveva i crediti, si troverebbe in una situazione di stand-by sul proprio lavoro, quindi magari si arrivasse ad avere un albo. Questa che voi proponete, o che state attuando, anzi non proponete, state attuando una sorta di autocertificazione, insomma, da parte di FIAIP, nel senso che siete voi che organizzate i corsi di formazione per i vostri associati. Siccome abbiamo come giornalisti un problema analogo, anzi devo dire, da noi sono obbligatori i corsi di formazione, però ci sono molti che non partecipano. Da voi come va? Allora, diciamo che adesso FIAIP ha creato un modello chiamato Una FIAIP, anche sotto la spinta della Comunità Europea, alla quale è nato da FIAIP questo modello al quale l'agente immobiliare si può attenere per svolgere bene il proprio lavoro. È un modello che è stato creato da FIAIP, è stato depositato presso l'UNI, che è l'ente nazionale per la formazione, per le certificazioni, esatto, alla quale la politica, questo contenitore, la politica potrà accedere se volesse fare delle normative proprio in questo senso e poter prendere spunto. FIAIP ci tiene alla formazione e ha creato proprio questo modello per mettere sul mercato immobili preventivamente prequalificati, controllati, e dare una linea guida all'agente immobiliare che, se si attiene a questa linea guida, non può sbagliare, è proprio un aiuto. E quindi stiamo cercando anche con i nostri corsi di formazione
di certificare proprio gli agenti immobiliari che seguiranno questo modello, quindi verrà dopo fatta anche una pubblicità apposta per dire all'utente finale: guarda che questo agente immobiliare è certificato perché segue questo tipo di formazione. Una sorta di disciplinare. Una linea guida per svolgere al meglio il nostro lavoro. Il ruolo dell'agente immobiliare oggi può essere svolto da tutti, cioè chiunque può in qualche maniera inventarsi agente immobiliare. Beh, c'è comunque un esame da superare? Sì, assolutamente, devi avere la assolutamente, mica tutte le categorie, ce ne sono alcune in cui ancora oggi manca la regolamentazione. Quindi. Sì, devi avere comunque la media superiore, devi seguire un corso, mi sembra di 100 ore oggi come agente immobiliare, e poi devi superare un corso presso la Camera di Commercio di competenza, un esame che non è facile, però devi superarlo per essere abilitato. Poi una volta abilitato ovviamente segue un'esperienza che devi fare presso un'agenzia immobiliare perché c'è tutta un'esperienza pratica oltre che quella teorica. No? Non so se la professione di agente immobiliare è una professione ambita. Di sicuro il mercato immobiliare è un settore sul quale gravano molti interessi. Recentemente anche le banche erano entrate nel settore immobiliare, i giganti del web fanno la loro parte. Secondo voi questa è concorrenza o è abusivismo? Ha fatto una bella domanda. Diciamo che può essere una concorrenza sleale da certi punti di vista, può essere interpretata come abusivismo, certamente bisogna regolamentarla questa, quindi, e ci sono delle normative apposte in questo senso che regolamentano il nostro lavoro. Tutti quanti possono farlo, però a volte ci sono delle incompatibilità con i lavori che ci portano a fermarci, quindi a regolamentare questo. Una cosa che mi ha colpito a Castelbrando, avendo partecipato al vostro convegno, nell'intervento del vostro Presidente nazionale Baccarini, era il rivendicare la provvigione come un segno di professionalità, come un riconoscimento della professionalità, mentre oggi invece proprio la intermediazione via web tende un po' a svalutare, dire vabbè, fatelo con noi sul web e vi costa meno o non vi costa addirittura nulla. Assolutamente sì, perché la provvigione non deve essere soltanto visto come un compenso provvigionale in funzione di un importo che viene traslato. Comunque è un riconoscimento alla professionalità. Assolutamente sì. Noi diciamo devo essere pagato per il valore che ti do. Quindi il mio valore in cosa si traduce? Nelle competenze, nelle conoscenze del mercato, nella mia formazione che ho a tutela dei clienti. Un argomento su cui voi siete intervenuti, state intervenendo, devo dire non potevate farne a meno, è quello delle locazioni brevi. È un argomento di discussione proprio in questo periodo, voglio dire un po', soprattutto nelle città storiche, perché stanno aumentando le locazioni a fini turistici e stanno diminuendo velocemente gli affitti per le famiglie. Sì. Insomma. C'è stato un boom in quest'ultimo periodo proprio delle locazioni brevi. Allora, da un lato è una cosa positiva perché ha portato il cliente a poter fare degli investimenti proprio in vista di queste locazioni brevi, e anche ha portato a chi investe per fare locazione breve a ristrutturare, magari ai vecchi proprietari, a ristrutturare il proprio immobile. Diciamo, perché è nata questa locazione breve? Come mai oggi tutti quanti tendono a fare locazione breve? Beh, allora, innanzitutto hai una redditività sicuramente più alta, anche se hai dei compiti, poi degli impegni burocratici diversi, perché è comunicazione alla questura, comunicazione alla regione, comunicazione al comune, man mano che ti entrano gli ospiti in casa. Ma ciò che ha portato il proprietario di casa a trasformare, diciamo, il suo immobile è che non ha la sicurezza della proprietà. Se il conduttore che è dentro non mi paga, devo vedermela io, non c'è uno Stato che mi fa da garante, ci vuole minimo un anno e mezzo che entro in possesso nuovamente dell'immobile, magari anche un contratto di locazione in essere e non posso risolvere, quindi devo comunque dichiarare la mia dichiarazione dei redditi delle entrate che non ho e sulle quali devo pagare anche le imposte. Allora, davanti a queste difficoltà molti hanno detto: cambio il mio immobile e lo dedico a locazione turistica breve, anche perché ho un'entrata sicura perché vengo pagato prima, va bene?
ho una locazione breve, proprio per questo si chiama, quindi se ho necessità dell'immobile non devo rispettare i 3-4 anni, forse se i contratti di locazione potessero diventare a tempo libero sarebbe meglio, e avere la garanzia della proprietà, perché c'è anche un lato negativo in questo. Se dall'altro ha portato a un investimento degli immobili e a una ristrutturazione degli immobili, dall'altro, per esempio nel quartiere dove lavoro io a Padova ci sono poche locazioni per le famiglie. Certo. Quindi c'è il lato positivo e il lato negativo. Abbiamo bisogno che la politica ci ascolti in questo e venga incontro alle nostre richieste. Per concludere, un aspetto che non conoscevo e che mi pare sia specifico della vostra categoria è che voi nell'atto di compravendita dovete riportare anche la vostra provvigione. Voi invece dite nulla osta a questo, ma invece di metterlo in atto e quindi renderlo pubblico, e questo può creare problemi di concorrenza anche all'interno della vostra categoria, scriviamo nell'atto la fattura, cioè riportiamo la fattura, se uno vuole poi va a vederla. Mi pare aver capito sia un po' così. Ma è davvero curioso, voglio dire, che voi siate gli unici a essere obbligati a fare questo. Allora, per noi è anche un po' offensivo, siamo l'unica categoria al mondo dove viene dichiarato in atto davanti a parti che magari non c'entrano niente con la compravendita il nostro compenso. Tutto questo per evitare una possibile evasione fiscale. Allora, l'evasione fiscale possiamo comunque limitare, come ha detto lei, citando la fattura in atto, ma possiamo fare oltre, che questo è uno degli emendamenti che abbiamo chiesto sulla nuova legge di bilancio. Permettiamo, oggi si pensi che è detraibile soltanto per la parte acquirente, il 19% se acquista la prima casa, il 19% della provvigione fino a un imponibile massimo di 1.000 euro, quindi 190 euro. Cioè, noi chiediamo invece, vogliamo evitare l'evasione, bene, non serve citare in atto il compenso all'agente immobiliare, ma facciamo sì che chi acquista la casa e chi vende, ma chi acquista come prima casa, possa detrarsi la sua provvigione fino a un massimo di 10.000 euro nei 10 anni successivi, il 50% della mediazione, come si fa un po' per le detrazioni sulla ristrutturazione. Ecco che questo è un incentivo a evitare l'evasione fiscale, questo chiediamo noi. Grazie a Maurizio Torresan, che è il presidente di FIAIP Veneto. L'ultimo aspetto, devo dire, è uno dei misteri italiani, perché se fossimo abituati a poter detrarre dalla nostra denuncia le spese, tutte le spese, il maggior numero possibile di spese, ovviamente avremmo tutti interesse a chiedere la fattura e in questa maniera contrasteremo l'evasione. Detto ciò, ringraziamo lui, che ricordavo è il presidente di FIAIP Veneto, Padovano. FIAIP Veneto, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che in questa regione associa circa oltre 1.100 iscritti. 1.100 iscritti FIAIP. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. A voi, alla prossima.